Litanie lauretane. Le lodi di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio. Ed allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Noi ricorriamo a te e ci affidiamo alle tue preghiere. O Nostra Signora Immacolata, Santa Madre di Dio, prega per noi. Tu sei la madre di colui che è morto per noi. Misere creature. Se tu vuoi, Santa Vergine delle Vergini, noi avremo la grazia che tanto imploriamo. Perché tu sei la madre di Cristo, il Salvatore del mondo. Madre della Chiesa, prega per noi. Intercedi per tutti i sacerdoti, i religiosi, i vescovi e per il Sommo Pontefice, affinché abbia la forza di condurre il gregge di Dio verso Gesù buon pastore. Madre della divina grazia, prega per noi. Ottienici dal Signore di vivere rispettando la sua legge, di avere il suo santo timore e perseverare nella grazia. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Intercedi per noi. Fa che il Signore ci conceda la grazia che ardentemente desideriamo. Madre degna d'amore, prega per noi. Fa che noi ti amiamo come veri figli. E attraverso questo amore, insegnaci ad amare Cristo Gesù sopra ogni cosa. Madre ammirevole, prega per noi. Dacci la forza di vivere secondo il Vangelo. Facci desiderare di mettere in pratica le virtù cristiane. Madre del buon consiglio, prega per noi. Aiutaci a compiere sempre la cosa giusta, ad essere di buon esempio per il prossimo. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Tu puoi salvarci. Tu puoi ottenerci la grazia che tanto imploriamo. Vergine prudentissima, prega per noi. Aiutaci a saper discernere il bene dal male, in modo che possiamo sempre piacere a Gesù e al tuo cuore immacolato. Vergine degna d'onore, prega per noi. Che ogni cuore ti ami e ti lodi. Che ogni creatura ti preghi con vero amore di figlio. Vergine degna di lode, prega per noi. Che ogni battito del nostro cuore sia per te un inno d'amore, una lode perenne a te, che sei la Vergine potente, che vince ogni male, che ottiene ogni grazia, che strappa ogni peccatore dalle mani di Satana. Vergine clemente, prega per noi. Tu sei mamma. Tu sei la nostra mamma. E per questo chiediamo la tua dolcezza, il tuo affetto di madre, affinché dolcemente possiamo liberarci da noi stessi, abbracciare la croce di Gesù e vivere come Gesù stesso ha vissuto. Vergine fedele, prega per noi. Tienici lontano dal peccato e aiutaci ad avere fiducia in Gesù.
e nella tua intercessione. Specchio di perfezione. Prega per noi. Riparaci dai nostri mali, dai nostri peccati, dai nostri errori e dai nostri difetti, con la tua perfetta vita, con le tue virtù. Sede della sapienza. Prega per noi. Fa che possiamo comprendere il mistero della Santissima Trinità e tutto ciò che Dio desidera rivelarci e ispirarci. Fonte della nostra gioia. Prega per noi. Vieni e portaci Gesù ogni giorno e lascialo nei nostri cuori, perché solo Gesù è fonte di gioia, d'amore, di vita eterna. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Fa che noi possiamo rispettare il nostro corpo, vivendo la piena purezza degli occhi, della mente e del cuore. Tabernacolo dell'Eterno gloria. Prega per noi. Fa che nel momento in cui ci accosteremo alla Santissima Eucaristia possiamo custodirla, come tu custodisti Gesù per 9 mesi, nel tuo grembo virginale, dimora consacrata a Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre della Santa Città di Davide. Prega per noi. Fortezza inespugnabile. Prega per noi. Difendici dal nemico. Santuario della Divina Presenza. Prega per noi. Arca dell'Alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Fa che un giorno possiamo, attraverso il tuo aiuto, entrare in paradiso, senza passare nemmeno per il purgatorio, per i meriti di Gesù e per la tua clemenza e potenza. Stella del mattino. Prega per noi. Splendi nelle nostre vite, soprattutto nella notte dei nostri spiriti. Salute degli infermi. Prega per noi. Guarisci i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Convertici pienamente e sii nostro rifugio un giorno dinanzi a Dio. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Consolaci per il tuo sorriso di mamma. Quando siamo scoraggiati, quando siamo sfiduciati, quando soffriamo nel cuore, nel corpo e nello spirito. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Noi ci affidiamo a te, che sei la regina degli angeli, la regina dei patriarchi, la regina dei profeti, la regina degli apostoli, la regina dei martiri, la regina dei testimoni della fede, la regina delle vergini, la regina di tutti i santi, la regina concepita senza peccato, la regina assunta in cielo. Tu che sei la regina del Santo Rosario. Corona benedetta che ci salva dal male, che ci fa vincere ogni battaglia contro Satana. Ottienici, attraverso la preghiera prediletta del Santo Rosario, la grazia che ardentemente desideriamo. Tu che sei la regina della famiglia. Prega per noi. Proteggi i nostri cari. Fa che ogni membro possa vivere sotto la tua protezione ed ottenere il tuo aiuto. Regina della pace. Prega per noi. Dona pace e amore al mondo intero. Il trionfo della Chiesa. Sposa di Gesù Cristo. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi. Santa Madre di Dio, e saremo resi degni delle promesse di Cristo. Concede ai suoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna. Con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Scritto da Suor Lucia di Fatima. O Vergine, Madre di Dio e Madre mia, al tuo cuore immacolato interamente mi consacro, con tutto quello che sono e possiedo. Prendimi sotto la tua materna protezione. Difendimi dai pericoli. Aiutami a vincere le tentazioni che mi sollecitano verso il male, e a conservare la purezza del mio corpo e della mia anima. Sia il tuo cuore immacolato il mio rifugio e il cammino che mi conduce a Dio. Concedimi la grazia di pregare e di sacrificarmi per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e per riparare i peccati commessi contro il tuo cuore immacolato, per mezzo di te, ed in unione al cuore del tuo divin Figlio. Voglio vivere per la gloria della Santissima Trinità, nella quale credo e spero, la quale adoro e amo. Amen. O Dio di bontà, che avete riempito il cuore santo e immacolato di Maria dei sentimenti di misericordia e di tenerezza, di cui il cuore di Gesù fu sempre penetrato, concedete a quelli che onorano questo cuore virginale di conservare fino alla morte una perfetta conformità col Sacro Cuore di Gesù, che vive e regna nei secoli. Così sia. Mi benedica Maria dal cielo, Madre celeste e Regina, e riempia la mia anima di un più grande amore a Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.